Vogliamo far capire che tematiche che apparentemente sembrano lontane, in realtà impattano nella vita di tutti i giorni attraverso la politica. Oggi siamo nel mondo della globalizzazione, siamo tutti interdipendenti, non ci sono situazioni che esulino dalla politica locale. Quello che accade a livello mondiale inevitabilmente si ripercuote anche a livello locale. I temi di cui trattiamo oggi hanno a che fare con le dinamiche del World Economic Forum, con le dinamiche dei traffici di potere di cui tutti sentiamo parlare anche dai telegiornali ormai. Fino a qualche anno fa si veniva accusati di complottismo per questi temi, ma inevitabilmente sono emerse prove schiaccianti, evidenti, al punto che non si possono più eludere determinate tematiche. Chiaro, bisogna parlarne con competenza, sapendo di cosa si tratta ed evitando di scadere nella genericità. Ecco, questa conferenza con Ilaria Bifarini, che è una delle più stimate divulgatrici di questi ambiti, serve proprio a far mettere l'accento su temi apparentemente lontani e che in realtà determinano la vita politica di tutti i giorni. In questo intervento tracceremo la linea che lega gli Epstein File a quello che è il progetto dell'élite per governare le masse e fare in modo che una certa élite di potere continui a guadagnare attraverso un'industria che genera sofferenza e povertà. Ci può fare alcuni esempi? Degli esempi possono essere indubbiamente quello che sta accadendo con la guerra in Iran, quello che è accaduto attraverso il piano pandemico Big Pharma, e tutto questo lo ritroviamo dentro gli Epstein File. Quindi c'è un filo conduttore che lega il progetto del grande reset di Davos a quello che è lo scandalo del secolo, ossia lo scandalo di Epstein. Ci sono antidoti? Soluzioni? Gli antidoti sono indubbiamente parlarne il più possibile attraverso incontri come questi, di conferenze, di convegni, di divulgazione al pubblico, quindi attraverso una sensibilizzazione sempre maggiore.